Sui misteri, stavolta parliamo di un viaggiatore del tempo. Ce ne sono stati tanti che hanno dichiarato di aver viaggiato nel tempo, però stavolta ci sta una persona che ha fatto davvero qualche cosa, diciamo, di straordinario. In effetti, questa persona ha sorpreso tutti investendo giustamente in azioni a Wall Street che erano a rischio, quindi erano perdenti, diciamo. E lui in tutte e 126 operazioni non ha perso un solo dollaro. Quindi ha iniziato giustamente con 800 dollari e in 2 settimane aveva guadagnato più di 350.000 dollari, quindi stava aumentando ma proprio sproporzionatamente, quindi aveva proprio sbancato Wall Street, cioè a questo punto è intervenuto l'FBI in effetti perché volevano sapere giustamente come aveva fatto, anzi come sapeva che quelle azioni che erano ad alto rischio sarebbero andate bene. E lui, dopo essere stato interrogato per tanto tempo, sosteneva di essere un viaggiatore del tempo. In effetti arrivava dal 2256 e quindi lui avrebbe approfittato di questo, diciamo, viaggio nel tempo per fare un po' di denaro. Solo che lui ha sbagliato, ha detto, perché doveva fare un po' perdere, un po' vincere, un po' perdere, un po' vincere, però ha detto mi sono fatto prendere un po' la mano e ho voluto sempre vincere, quindi diciamo sono stato intrappolato da me stesso in effetti. Quindi diciamo che giustamente non l'hanno creduto, quindi ha offerto agli investitori dell'FBI delle informazioni particolari e anche, dicono, una cura per l'AIDS in cambio del suo rilascio, quindi di permettersi a lui di ritornare nel suo tempo. Tuttavia non ha rivelato dove sta la macchina del tempo, non ha parlato della posizione né dell'operazione, perché aveva paura che cadesse nelle mani sbagliate. Pertanto giustamente l'FBI non ha creduto alla sua storia, pensava che era qualche pazzo, sa, un bugiardo. Allora ha detto che forse era stata fortuna. Comunque, dopo essere stato arrestato, è stato rilasciato su cauzione per 1 milione di dollari che casualmente è stato pagato da un uomo misterioso. Comunque fatto sta che la persona è scomparsa e non è stata più ritrovata. L'FBI ha stabilito un'indagine ma non ha trovato nulla di questa persona, quindi non sappiamo dove sia e che cosa è successo. Fatto sta che queste due persone non si trovano più. In effetti hanno consegnato documenti, tutto, però non ci stanno, non esistono queste persone, quindi in effetti questo che ha pagato pure 1 milione di dollari di cauzione è comparso all'improvviso, ha pagato la cauzione e l'uomo è stato rimesso in libertà. Da allora non sono stati più ritrovati, quindi non possiamo parlare se questo è vero un viaggiatore del tempo oppure no. Fatto sta che questo in 2 settimane ha vinto una barca di soldi, quindi conosceva esattamente ha fatto 126 operazioni su azioni che erano destinate a crollare e invece sono salite, quindi questo con 800 dollari si è trovato più di 350.000 dollari, quindi ha continuato a vincere e non ha mai sbagliato una sola volta. Quindi non lo so se è un viaggiatore del tempo, se è stata fortuna. Fatto sta che non è stato più trovato né l'uomo e nemmeno l'uomo che ha pagato questa cifra enorme, 1 milione di dollari ha pagato questo. Fatto sta che lui voleva offrire all'FBI delle conoscenze che non sapevamo in cambio del suo rilascio, cosa che non hanno voluto fare perché hanno creduto che questo fosse un pazzo oppure qualcuno che non stava bene con la testa, ma è scomparso dopo aver, diciamo, arriva uno e ti
paga una cauzione di $1 milione. Cioè, anche il caso è un po' particolare. Comunque, non so ragazzi se pensare sia vero, sia falso, comunque fatto sta che è successo realmente. Non sappiamo però se questa è stata fortuna o se questo è veramente era un viaggiatore del tempo, ma questo non si sa. Il fatto che ha vinto questi soldi, il fatto che un nuovo misterioso ha pagato la sua cauzione, il fatto che non si trovano più è vero. Il problema è vedere se è vero che veniva dal futuro. Quindi ragazzi, il mistero come sempre nel mistero. Vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima notizia misteriosa, strana, mete, poi dipende. Ciao a tutti.